Al via il Pizza Fest 2018, tanti gli appuntamenti, ne ricordiamo qualcuno: il primo con Roberto Lipari, per finire il 16 settembre con Enrico Ruggeri. Ma finalmente, è l'8ª edizione, quest'anno si snoderà in 2 fine settimana. Un primo fine settimana di fine agosto con diciamo, più artisti per i giovani e poi insomma il classico fine settimana dal 13 al 16 settembre con l'ospite di punta che è Renzo Arbor e l'Orchestra di Musica Italiana, ma assieme a lui poi Biancazzei, Ricchi e Poveri, e chiude Enrico Ruggeri. Chiaramente non è solo festa, tanti momenti di approfondimenti, momenti tematici, workshop, show cooking, ci saranno chiaramente le pizze che la faranno da padrona, poi gruppi folcloristici. È una fiera bellissima, quest'anno gli organizzatori si stanno veramente superando perché ci sono più di 70-80 espositori, tutti siciliani. Ecco, il momento anche di discussione su cosa verterà. Ma intanto il tema di quest'anno è la sicurezza stradale. Come ogni anno vogliamo dedicare la festa non soltanto a festeggiare qualcosa ma a ricordare qualcosa. Abbiamo parlato un anno del terremoto di Amatrice, un anno sulla violenza sulle donne. Quest'anno il tema centrale sarà la sicurezza stradale. Poi la domenica invece ci saranno dei momenti di approfondimenti anche con dei giochi senza barriere, destinata ai diversamente abili. Invece l'inaugurazione, il giorno dell'inaugurazione, ci sarà un approfondimento sulla ludopatia, quindi come avete visto il Pizza Fest è festa, è un evento turistico destagionalizzante, ma è anche un momento di approfondimento su alcune tematiche sociali che ci preoccupano. Tra gli appuntamenti ricordiamo uno, non che gli altri sono meno, ma quello con un master della canzone italiana come Renzo Arbore il 13 settembre. Io per quella data consiglio, magari faremo un appello anche più avanti, di arrivare a Seccagrande non all'orario del concerto ma molto tempo prima, perché siamo oggi al 6 d'agosto e già ci sono telefonate che ci arrivano da Trapani, telefonate che ci arrivano addirittura da Siracusa, persone che cercano alberghi, B&B, insomma, che vogliono soggiornare là proprio per il concerto di Renzo Arbore e l'Orchestra Musica Italiana, perché è l'unica tappa siciliana dell'artista. Quindi a tutti gli agrigentini, e non solo, chiedo di venire, ma di non venire alle 9 di sera perché avranno problemi di parcheggio, di arrivare un po' prima, perché ci sono ampi parcheggi, sono ampi parcheggi gratuiti, ma chiaramente la capienza è sempre limitata.